Siamo nel post partita di ACF Arezzo Bologna con il capitano dell'Arezzo Costanza Razzolini. Quest'oggi è stata una sconfitta, una gara dove nel primo tempo le squadre hanno retto nel gioco dell'equilibrio. Nella ripresa cosa è mancata all'Arezzo per riuscire a portare a casa i 3 punti? Sicuramente la sconfitta fa male perché volevamo portare a casa i 3 punti. Tutto sommato penso che sia stata una gara equilibrata. Nel secondo tempo loro hanno sfruttato molto meglio le palle e i contropiedi, perché noi abbiamo provato a spingere, forse in maniera un po' disordinata, abbiamo provato a fare delle azioni offensive per sbloccare il risultato e sicuramente loro sono state brave nel punirci su delle ripartenze, purtroppo nate anche da dei nostri errori, quindi analizzeremo la gara e cercheremo di non ripeterci. Al di là delle 2 sconfitte consecutive, l'Arezzo veniva da un filotto di risultati importanti anche a livello positivo che hanno permesso di arrivare a 17 punti in classifica. L'andata si chiude così, facciamo un bilancio, si chiude in modo positivo al di là della partita di oggi? Il girone d'andata direi che si chiude sicuramente bilancio positivo. Non siamo partite bene all'inizio perché avevamo un gruppo nuovo, allenatore nuovo, tutto un progetto nuovo e ci siamo dovuti amalgamare. Abbiamo incontrato anche squadre un po' di alta classifica, quindi penso che poi adesso siamo dove dovremmo essere. La sconfitta di oggi sicuramente brucia un po', ma penso che il bilancio sia positivo. La domenica inizia la ragione di ritorno con una trasferta importante e chiave per il proseguo contro il Ravenna. Assolutamente, adesso abbiamo 1 o 2 giorni per ricaricare un po' le pile e analizzare eventualmente la gara che non ha funzionato contro il Bologna e poi da martedì, mercoledì si va subito al lavoro per andare a prendere 3 punti per questo girone di ritorno. Siamo nel post partita dallo stadio comunale città di Arezzo di ACF Arezzo Bologna con mister Simone Bragantini, allenatore del Bologna. Mister, oggi è arrivata una vittoria per 2-0 che vi ha portato a 17 punti in classifica. Le chiedo se l'aspettava da matricola di concludere il girone di andata in questa posizione. Guarda, sinceramente non penso alla classifica, io penso a partita dopo partita e quindi mi aspettavo di venire qui e vincere, sì, perché tutte le partite proviamo a prepararle, ad allenarci per andare in campo e vincere, quindi con molta umiltà, con molto sacrificio e siamo contenti oggi del risultato. Parliamo della gara, primo tempo equilibrato, le 2 formazioni, nella ripresa forse i cambi hanno dato una marcia in più al Bologna, mi viene in mente Colombo che è stata protagonista in entrambe le azioni dei gol. Sì, dopo alla fine la differenza la fa la squadra, perché l'individualità è sempre a servizio della squadra. Valentina è una ragazza del 2003 che sta facendo molto bene, adesso sta trovando magari non la continuità di partire all'inizio come era all'inizio del campionato. Queste ultime partite quando è entrata ha sempre fatto molto bene perché è una ragazza molto generosa come le sue compagne. E poi sono arrivati su 2 tagli anche centrali, le chiedo sono movimenti che poi in settimana provate e a domenica vengono concretizzati come oggi. Sì, magari speriamo che vengano concretizzati più spesso. No dai, sì, si lavora, si deve lavorare durante la settimana sulle caratteristiche delle proprie giocatrici, in maniera molto tranquilla, quello che si prova, a volte si provano delle soluzioni che vengono, a volte invece magari purtroppo nel nostro giorno d'andata qualche volta abbiamo avuto anche un po' di troppa frenesia sotto porta. Oggi voglio fare un plauso per la fase difensiva perché era tanto che non tenevamo pulita la porta e ce l'avevamo ripromessi che era un nostro obiettivo, quindi faccio un applauso alle ragazze anche se negli ultimi minuti dovevano essere magari un po' più brave nella gestione del possesso palla perché qualche volta abbiamo rischiato un po' troppo di rimettere in gioco l'Arezzo. Domenica si apre il ritorno con una gara importante in casa contro il San Marino. Quali sono le aspettative poi per la conclusione di questo campionato, anche se chiaramente ancora mancano 15 partite, diciamo? Manca una vita, poi ci sono tantissimi punti e l'aspettativa è quella di fare bene ogni domenica e riuscire a portare a casa più punti possibili, molto semplicemente. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Siamo con Valentina Colombo, giocatrice del Bologna. Si può dire che dal tuo ingresso in campo la partita sia notevolmente cambiata? Ma diciamo che ogni volta che si entra dopo, comunque dalla panchina, si cerca di fare sempre del meglio. Era giusto dare quella mano che sapevo che potevo dare e sono contenta di come è andata. Ecco, partita bloccata nel primo tempo, sbloccata poi nel finire della ripresa. Qual è stato il segreto che vi ha permesso di portare a casa i 3 punti da Arezzo?
Ma il primissimo obiettivo nostro era quello di tenere la porta pulita e ci siamo riusciti benissimo. E poi era di portare a casa i 3 punti perché comunque era giusto per noi, per lo staff, per la squadra e tutti quelli che ci stanno dietro e siamo contente di essere riuscite. Ecco, ultima domanda, si è chiuso il girone di andata, siete a 17 punti in classifica, nono posto in condivisione con l'Arezzo, una posizione di classifica che vi soddisfa per come è maturato fin qui il campionato? Ma io penso che potevamo essere anche più in alto di quello che siamo ora, perché comunque abbiamo perso punti importanti, però sicuramente il girone di ritorno sarà la nostra svolta e comunque faremo di tutto per riprenderci i punti lasciati indietro. Grazie. Grazie a voi.